Nel 2022 1090 morti sul lavoro in Italia, 113 nel Veneto. I carabinieri tracciano un bilancio dell'attività di prevenzione dello scorso anno. Qui a Vicenza è presente il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, che ha proprio la finalità quella di far rispettare tutta la normativa di settore. Il dato che emerge annualmente delle morti sul lavoro è stato dichiarato inaccettabile dal primo presidente della Cassazione. Noi faremo di tutto perché si assottigli il più possibile. Il settore più a rischio resta l'edilizia. 11 cantieri edili controllati, verificata la posizione di 47 aziende. I fenomeni che si ripetono troppo spesso in edilizia, soprattutto le cadute nel vuoto da un'altezza superiore ai 2 metri, che di solito sono letali, e abbiamo rilevato soprattutto una mancata formazione ai sensi della conferenza Stato-Regioni che qualche datore di lavoro omette di portare avanti. Al mancato rispetto delle norme di sicurezza si associa la forte presenza di lavoratori senza contratto. Su 307 lavoratori verificati, 142 italiani e 165 cittadini extracomunitari, 88 sono risultati in nero, 56 erano irregolari in Italia. Sicuramente sono due facce della stessa medaglia, a cui si aggiunge anche il triste fenomeno del caporalato, ovvero quello del reclutamento illegale di manodopera nel territorio. È fondamentale il lavoro di squadra di tutte le istituzioni, fino alla base, fino al singolo lavoratore che deve vedere, insomma, rispettati i propri diritti.